Buonasera Leningrad, buonasera. Serata importante stasera, serata di gala. Ho pensato un sacco a cosa dirvi stasera, a cosa portare. Poi ho pensato che c'è bisogno di qualcuno che dica la verità qui, che parli dei veri problemi di questo paese. Io oggi ho perso una mattinata al comune, sono la persona giusta per partire con la lotta alle istituzioni. Sono stato al comune stamattina a rinnovare la mia carta d'identità perché è scaduta. Perché scade la mia identità a un certo punto? Che cosa dovrebbe succedere se io non la rinnovo? Inizio a sbiadire via dalle foto degli album di famiglia, come il protagonista di Ritorno al futuro? O cosa? Cosa mi dovrebbe succedere? Inizio a sentirmi male, ho i tremori alle mani, come il protagonista di Ritorno al futuro? No, la carta d'identità scade solamente per farmi rivedere quella fototessera che ho scattato 10 anni fa, in cui ho gli occhi socchiusi, i capelli spettinati, e per farmela sostituire con questa nuova fototessera, in cui ho gli occhi socchiusi, i capelli spettinati, ma meno. Che se una persona di me dovesse vedere solo queste due fototessere penserebbe: questo disgraziato è rimasto chiuso dentro una macchinetta delle fototessere per 10 anni, cazzo. Sono andato allo sportello del comune fiducioso perché le risposte comunque le sapevo tutte. E invece no, perché con il rinnovo della carta d'identità elettronica hanno aggiunto una nuova domanda, non so se qualcuno l'ha fatto, ma ti chiedono di rispondere sì o no alla domanda: vuoi donare i tuoi organi? Così, un giovedì mattina, al comune ti ricordano che devi morire. E che potrebbe succedere così presto che magari tu quella mattina ti sei svegliato, ti sei guardato allo specchio e hai pensato: ammazza quanto sto in forma. E poi muori. E poi muori. E non solo, ti chiedono: vabbè, ma cosa ne facciamo della salma? Ce lo puoi dire adesso? Veloce però che si sta creando la fila, sì o no? Io mi sono preso un attimo per pensarci, voglio dire, non serve almeno un consulto medico prima. Proprio ieri sono stato dal medico, glielo potevo chiedere. Ieri sono andato dal medico perché mi è successa una cosa terribile ieri mattina. Mi sono svegliato, mi sono subito agitato, sono andato dal dottore. Mi ha fatto le classiche domande di rito: fumi, bevi alcolici, fai uso di droghe? Sì, quando mi diverto. Mi ha chiesto di smettere, almeno di smettere di farle tutte contemporaneamente, non nella sala d'attesa del suo studio mentre sto aspettando. No, in realtà sono dal dottore anche perché soffro un po' d'ansia e quest'ansia mi causa insonnia. Il problema non è tanto che io soffra di insonnia, è che la mia ragazza no, e lei parla nel sonno. Quindi le mie notti sono diventate io che faccio altro e lei che mi parla nelle orecchie come un podcast. Dice frasi completamente sconnesse, senza senso, però se mi metto lì con attenzione riesco a trovare un filo al discorso che fa. Per esempio l'altra sera mi stava dicendo: non provo più niente per te, ho iniziato a vedere altre persone. Pasquale, guarda che non sto dormendo. Lei è così, lei parla nel sonno. Parla nel sonno, non ci posso fare niente. Il mio medico mi ha consigliato di provare a dormire con un'altra ragazza. Non è più il mio medico, ovviamente. Usciamo insieme, però, è un ragazzo simpatico. Adesso mi invita a casa sua a fumare e bere contemporaneamente. No, però adesso ho 27 anni, sono stufo di collassare sul divano dei miei amici, voglio fare qualcosa di figo della mia vita per una volta. Sapete cosa fanno le persone veramente fighe a 27 anni? Muoiono. Muoiono. E vanno nel club dei 27, cazzo. Kurt Cobain era un figo, Jim Morrison era un figo. Vorrei entrare nel club dei 27 anch'io. Ho fatto qualche ricerca per vedere, sai, se cercano nuovi profili. E ho scoperto questa leggenda molto curiosa a proposito del club dei 27 su di un accendino bianco. Praticamente vicino al corpo di tantissime rockstar morte a 27 anni, Janis Joplin, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, c'era un accendino bianco, che quindi si dice essere maledetto. Molto interessante, vi consiglio di cercarla, si chiama White Lighter Myth, o in italiano La prima volta che in America hanno dato la colpa a un bianco. Ed è inverosimile, secondo me.
È inverosimile, non ha senso. Io ho visto le foto del caso di Jimi Hendrix. Lui quando è morto aveva questo cofanetto d'avorio con sé e dentro c'era un accendino bianco, laccio emostatico, siringa, busta di eroina, e mi immagino la prima persona che l'ha trovato, lo ha visto, ha fatto ancora questo accendino bianco, questo maledetto accendino bianco. Assurdo, grazie. Mi piacerebbe essere uno di loro. L'unico problema è che sono arrivato a 27 anni senza essere una rockstar. Se non ve ne eravate accorti ve lo dico adesso, non sono una rockstar. Questo sapete che vuol dire? Che se mai dovessi morire di overdose, nessuno ci crederebbe che sono morto di overdose. Farebbero, ma chi quello lì? Bah, ha fatto un tiro e è morto, guarda. Questo è il mio amico medico ogni volta che gli collasso sul divano. Ve l'ho detto che è simpatico. Grazie, fatelo. Vorrei essere come loro perché loro in un certo senso sono sopravvissuti alla loro morte, hanno continuato a vivere tramite altre persone ed è questo quello a cui ho pensato stamattina quando gli ho risposto sì, lo voglio donare i miei organi. Lo sapete cosa mi hanno risposto? Ma sono le 11 di mattina, noi siamo chiusi. Avete presente quei lavori che magari uno si trova per avere il tempo da dedicare alla famiglia? Quello sportellista al comune aveva tempo per dedicarsi a 2 famiglie, che non si conoscono tra loro. Alla moglie dice che lavora al comune e all'altra moglie dice che trabaja nel municipio. Io vi ringrazio.